Grande Napoli, grande Napoli, grande Napoli, a fammo. Ah, finalmente che soddisfazione, mamma mia, 3 purpette, 3. Già stavano dicendo, sto Napoli sta inguaiato, e che già fa, io Napoli mio, tengo fiducia, che già fa, non ce la faccio. Bella, 3 purpetti, guaine, trilling, trin, 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 trin. Mertens, mamma tua carmine mia, ecco vuol dire che fa, non c'è niente da fare. Mertens, quando stai in forma, non ce ne sta per nessuno, 3 belli limoni, bello con tutta la scorza, ecco vuol dire che fa, mamma mia, sto godendo con mano riccia. Bello, troppo bello, voglio, sto una favola, ma proprio una favola, infatti, guardate qua, io che favola, che sia la favola mia, che sia la favola mia, voglio, non c'è sta niente da fare. Comunque, a prescindere il gol, perché sinceramente, diciamo che il gol è stato una scossa, proprio una scossa per ci far scivolare, perché sinceramente che diamine, ma mo che facciamo, ci mettiamo a dormire se. Poi comunque alla fine ammarata, abbiamo fatto una bella partita. Bello anche Gargano a centrocampo, pure con schifo di persone, però bello Gargano. Hanno giocato tutti bene, ma mi ha sorpreso un po' il ruolo di terzino di Britos. Sinceramente, per me è una cagata, che un ruolo suo. Non mi piace dove l'ha messo e per me non ha giocato bene. Per me Britos non ha giocato bene, quello non è il suo ruolo, terzino non lo può fare, è cosa la sua. È da fu centrale, è da Varese un buon centrale di panchina. Perciò, poi il portiere, voglio parlare del portiere. Il portiere voglio, sta troppo indeciso, io troppo indeciso. Sta troppo, mi pare che stanno muzzicando la rete. Niente di meno, fa degli errori proprio grossolani, spazzi la palla, non è caspita e mette la palla buona al centrocampo, ha avuto sempre a fuori, poi stava da solo lui, butta la palla fuori, è come se fosse ansioso, qualcosa, non lo so, per me è troppo ansioso, soffre d'ansia sto portiere, eppure prima che si faceva male, sinceramente, l'ho visto molto ma molto più forte. Beh, sono momenti pure per lui. Io ho sempre tenuto fiducia in Raffaello, che è un grande portiere, e non me ne rimangerò le parole, sicuramente. Oh, mo mi godo questa bella vittoria, troppo bella, la gente sto godendo con mano liscia, ne spine, bello, troppo bello, e che vuol dire che fa? 3 purpette, 3-1, bah, a me stunare, a fammo, che soddisfazione, bello, troppo bello, niente di meno, stasera ha giocato, no? Doveva giocare la partita di Napoli, città vicini dove abito io, no? Nel palazzo stanno tutti i bicchierelli, 83, 97, 89. L'unico che io giovane sono chi? 37 anni. Comunque, e gli ho detto, poi, nonne, stasera io ho un Napoli. Loro già sapevano perché hanno lasciato già ci ha fatto. Infatti, come mi hanno sentito qua, oddio, lui ha segnato una rimane a mano di facirmi uno. Voglio, sto troppo contento. Ah, finalmente. Allora, questa vittoria, voglio, serve sia per l'Europa League, per morire di 3 punti, però serve pure per chissà. Psicologicamente serve pure per questo. Ci voleva proprio questa vittoria. Ah, una bella vittoria con altrettante soddisfazioni. Quello che però manca a Napoli è sempre che fatti difesa e un centrocampo, cioè un centrocampo più solido e allora potremmo ir innanzi. Però mo stasera mi godo sta bella vittoria,
a facci tutti i gufi che quando stiamo perdendo 1-0 già parlavano a calla, sciupa la faccia vostra, forza Napoli, voglio sempre, comunque e dovunque, perché tutto riesce, voglio, è monnezza, ciao belli, e forza Napoli.